Il maltempo ferma tutti i campionati di calcio dei dilettanti, dalla promozione alla terza categoria, oggi e domani in Veneto. Non giocheranno nemmeno le partite del settore giovanile e le attività di base. In campo, perciò, solo dalle eccellenze in su. Nel veneziano in Serie D, per esempio, è confermato il Super Derby tra Mestre e Clodiense. Si tratta del secondo stop del Comitato regionale Veneto della FIGC dopo quello dello scorso 7 gennaio. E d'altro canto la pioggia di questi giorni e le previsioni meteo poco incoraggianti anche per domani impongono prudenza. Il presidente del Comitato regionale Veneto, Giuseppe Luz, spiega come si è arrivati alla decisione di rinviare tutte le partite in programma in questo weekend. Abbiamo visto foto, immagini di campi allagati e non mi riferisco solo al Menti di Vicenza, ma a tanti impianti del Padovano e del Vicentino. La tutela va sempre preservata, dice Luzza. La scelta è sempre, anche se sembra retorica, è sempre indirizzata alla salvaguardia dei ragazzi senz'altro, ma anche e soprattutto alla salvaguardia degli impianti e alle economie delle società che in questo particolare momento, lo sappiamo tutti, insomma, stanno soffrendo molto, 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 molto. Migliaia le partite che verranno rinviate a data da destinarsi, ma non l'eccellenza, perché Per l'eccellenza siamo quasi obbligati, visti i tempi ristretti e i tempi obbligati per segnalare ad esempio le seconde classificate che andranno a fare gli spareggi nazionali. Poi non dimentichiamo che tra pochi giorni noi andremo a disputare il torneo delle regioni in Liguria e quindi dovremo sospendere quella giornata del 24 marzo, come abbiamo scritto nel comunicato ufficiale numero 1. Quindi sono scelte quasi obbligate.